Buongiorno, ben trovate a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori e ben trovato al nostro ospite di quest'altra puntata di Auto da Fè. Sto parlando con Piero Vietti, che è in collegamento con noi, che saluto e che ringrazio. Buongiorno Piero. Buongiorno Giulio, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Piero Vietti vive e lavora a Roma, è giornalista, inizia al Foglio sotto la direzione di Giuliano Ferrara, cura la nascita e la crescita del sito internet e dei canali social del quotidiano Il Foglio, diventa caporedattore, concepisce e dirige l'inserto settimanale del Foglio Sportivo, coordina gli inserti speciali e dal 2021 lavora anche per la rivista, il settimanale poi mensile Tempi, dove, se non sbaglio, Piero, sei oggi direttore editoriale. Continuando a scrivere per il sito e per il mensile. Hai fatto anche radio a Torino, nella tua città, un po' di anni fa, per cui Tanti anni fa, sì. siamo colleghi anche da questo punto di vista, e hai fondato insieme ad altri Good Morning Italia, che ogni mattina vede l'impegno di alcuni giornalisti che danno agli abbonati una sintesi essenziale delle notizie di politica, di economia, di cronaca, l'agenda del giorno, una sorta di rassegna stampa con le analisi di giornata, che è un servizio molto, molto utile, credo, per chi vi si abbona. Allora, partiamo oggi in realtà però da un tuo articolo, che è in realtà una conversazione anche con uno studioso su una questione delle quali si parla moltissimo, su una questione che è all'ordine del giorno perenne, direi, in questo periodo, ovvero l'intelligenza artificiale. Sul mensile Tempi di dicembre, sul penultimo numero, è uscito un tuo articolo intitolato "Non è ancora arrivata l'epoca dei Terminator", un virtuale molto reale. E questo è un punto di vista molto interessante su questa questione, perché noi siamo portati a pensare che l'intelligenza artificiale sia qualcosa di molto astratto e anche pericoloso, no? Il Terminator, quelli che ci faranno fuori. Poi a un certo punto l'intelligenza artificiale sarà talmente intelligente che costituirà un pericolo per l'uomo. In realtà ci sono delle questioni molto empiriche che tu sottolinei nell'articolo, prendendo spunto anche da un libro, Geopolitica dell'intelligenza artificiale, di Alessandro Aresu, che è uscito per Feltrinelli, un tomo di 672 pagine, che però pone un problema pratico. Quella dell'intelligenza artificiale è anche una questione geopolitica, e nel tuo articolo viene fuori un'altra dimensione molto empirica e poco fantasmatica e poco così da Terminator, appunto, cioè che è una questione anche di economia reale, l'intelligenza artificiale, perché dietro l'intelligenza artificiale c'è una filiera di impresa molto molto concreta, no? Sì, esatto. Allora, diciamo che da quando un paio d'anni fa si è cominciato a parlare in modo mainstream, cioè anche al bar con gli amici, di intelligenza artificiale, ci si è sempre molto concentrati sulla questione dei chatbot, del famoso ChatGPT, per cui quei siti, quelle piattaforme dove uno fa una domanda e il bot ti risponde e sembra di parlare con una persona reale, per cui poi ci sono state anche tutta una serie di discussioni, di approfondimenti anche etici, morali, ma allora quello che mi dice quella macchina è vero, non è vero? Si è discusso molto di come e quanto si possa affidare a questi strumenti le informazioni, anche le informazioni sensibili, a come effettivamente ci siano delle industrie, delle grandi imprese che in tutto il mondo stanno già effettivamente costruendo dei robot che possono fare dei lavori più pesanti, che possono fare quello che noi non vogliamo più fare, no? Come si diceva una volta in altri campi. Quello che non è mai stato particolarmente approfondito, forse perché, diciamo, appunto, limitandosi alla chiacchiera è troppo complicato, è tutto il tema della geopolitica. Ecco, io imbattendomi in questo volume di Alessandro Aresu, appunto, che si intitola Geopolitica di intelligenza artificiale, sono rimasto colpito da questo aspetto, cioè c'è tutta una battaglia, c'è tutto un movimento dietro a questo discorso, anche giusto, interessante e affascinante, dell'eticità dell'intelligenza artificiale, che riguarda, come dicevi tu proprio poco fa, l'economia e la politica. Cioè ci sono dei grandi attori. Scusami, vai. No, scusami tu, stavo seguendo il tuo ragionamento e tornando al succo del tuo articolo. Insomma, da una parte c'è la Realpolitik,
lato geopolitica. Dall'altra parte c'è l'interesse materiale molto concreto di una filiera produttiva fatta di imprese vere che danno lavoro a tanta gente e che non sono appunto soltanto il chatbot, no? E non sono il pericolo del Terminator o queste cose un po' fantascientifiche. Quindi, da un punto di vista geopolitico, per visione d'insieme, il mondo dell'intelligenza artificiale è un mondo di guerra, no? Dove da una parte ci sono Cina e dall'altra parte Stati Uniti, in mezzo c'è un'Europa che, tanto per cambiare, ha un ruolo assolutamente marginale. E non è un modo di dire, è vero purtroppo, no? Sì, esattamente. No? Quando si parla di geopolitica, spiega bene Aresu, si parla di geopolitica nel senso di capitalismo politico, quindi dei vincoli sempre più crescenti di sicurezza nazionale che vengono posti dalle entità politiche sul funzionamento del mercato, quindi la diffusione di strumenti come le politiche industriali, i sussidi, il controllo sulle esportazioni, per cui diciamo c'è una geopolitica di intelligenza artificiale nel senso che ci sono una serie di vincoli politici posti alle imprese che operano nel mercato dell'intelligenza artificiale. Quindi sono gli Stati Uniti da una parte, come dicevi tu, la Cina dall'altra, che stanno sviluppando maggiormente questo tipo di tecnologia. Ma quando parliamo di tecnologia, appunto, non parliamo solo dell'idea, cioè del programma che funziona e che produce il famoso chatbot, il famoso ChatGPT, appunto. No, non parliamo solo di programmi, ma di qualcosa di fisico. Nello specifico proprio di data center, cioè una sorta di grandi magazzini dentro a cui ci sono dei supercomputer, sono enormi, cioè se uno proprio li può andare a visitare per davvero, così come non è una persona vera il chatbot che ti parla quando gli fai delle domande, è vero, reale, concreto e occupa molto spazio appunto tutto questo sistema dei data center. Sono dei supercomputer che vengono alimentati da energia, ci sono dei materiali con cui si fanno questi supercomputer, ci sono delle aziende che poi producono. Banalmente ci vuole anche tanta acqua, no? Per rimanere agli elementi cardine veri, reali. Esattamente. Quindi diciamo, chi è che controlla l'intelligenza artificiale? Non chi sviluppa il programma più intelligente o che funziona meglio, ma chi produce i materiali per creare questi data center e questi computer. Ci vuole l'acqua, ci vuole l'energia, ci vuole il rame, ci vuole l'acciaio, ci vogliono i metalli rari, ci vuole la materialità fisica, no? Esattamente. E la sapienza, diciamo, imprenditoriale per costruirli questi supercomputer e per essere leader di mercato. Quindi è tutto molto materiale, no? È molto poco artificiale. Giusto? Esattamente, sì. C'è tutta una filiera di fabbriche che costruiscono questi supercomputer di cui bisogna tenere conto. Infatti, se uno legge la storia dei grandi imprenditori che hanno del capitalismo dell'intelligenza artificiale, che Aresu nel libro di cui stiamo parlando cita e racconta, e sono molto anche affascinanti le loro storie, si capisce il ruolo importantissimo che proprio queste filiere concrete di fabbriche, di imprenditori, di produttori di rame di acciaio, di acqua, di energia hanno in questa competizione che c'è tra Stati Uniti e Cina, fondamentalmente. In tutto questo, come dicevi tu prima, c'è in mezzo l'Europa che conta poco. Perché? Perché ha pochissime imprese. Quando costruisce un supercomputer comunque lo fa con materiali prodotti di aziende sostanzialmente americane, esattamente, e quindi anche se tu hai supercomputer, il leader della questione rimane chi ti permette di costruire quel supercomputer. E dopodiché c'è una questione economica, di forza economica, che gli attori in campo... Un altro fatto molto empirico da questo punto di vista del quale tu stai parlando è che certe imprese nascono in certi paesi e non in altri, diciamo così, no? Perché qui subentra anche, diciamo, la capacità attrattiva e la dimensione materiale, geografica e politica. Le regole anche sono importanti, il contesto istituzionale, cioè certe realtà di impresa nascono negli Stati Uniti non per caso, insomma, no? No, esattamente. Lì ci sono anche dei grandi investitori che fanno grandi investimenti in conto capitale, fondamentalmente le grandi società americane che conosciamo tutti, quindi Microsoft, Google, Meta, Facebook, Amazon, e poi ci sono le cinesi, per esempio Alibaba, Tencent, ByteDance, che è quella di TikTok, di cui adesso si sta tra l'altro discutendo molto. E poi c'è
la famosissima Nvidia, che è quella, diciamo, la società che domina l'infrastruttura di calcolo in questo momento. Poi c'è chi produce i semiconduttori. Il panorama dell'intelligenza artificiale vede questi grandi attori, e poi ci sono una serie di paesi ricchi, quelli del Golfo, gli Emirati Arabi Uniti, che sono quelli che stanno cominciando a investire molto in questo campo. Che sono Arabia Saudita e Emirati, cioè in realtà sempre galassia statunitense sostanzialmente. Sì, esattamente, sì. Quindi c'è poco da ridere a vedere Elon Musk di fianco a Trump. Sì, c'è poco da fare gli europei con, come dire, che alzano il sopracciglio, no? Esatto, sì, perché ecco, il personaggio Elon Musk è un personaggio formidabile sotto tanti punti di vista, inquietante sotto altri, se vogliamo, ma secondo me la cosa interessante sua è che è uno che deve essere preso sul serio. Cioè, io quando vedo certi colleghi, soprattutto poi europei, giornali e media europei, trattarlo come un matto pericoloso, complottista, fascista, senza capire qual è la sua vera essenza, cioè quella del grande imprenditore geniale che ha capito come funziona questo sistema, che è un sistema in cui i governi e gli stati hanno sempre meno potere. Questo è il punto, questo è un altro punto essenziale, no? Che tu chiarisci bene nel tuo articolo. Ti invito a parlarne perché questo è un altro punto veramente fondamentale e che fa anche la differenza rispetto alla vecchia Europa, dove invece l'illusione statalista è ancora molto forte, tutto sommato, no? E invece questo è un settore nel quale stati e governi, appunto, come tu stavi dicendo, hanno un ruolo che non è così decisivo, anche perché c'è una questione di finanziamenti, di soldi. Esattamente, cioè diciamo i cosiddetti sussidi e finanziamenti pubblici sono nulla rispetto ai grandi investimenti in conto capitale che fanno le grandi aziende di cui parlavamo prima. Per dare qualche numero, solamente il segmento dei data center di Nvidia quest'anno fatturerà 100 miliardi di dollari. Così come tutte le grandi aziende tecnologiche ogni anno spendono decine di miliardi di dollari in infrastrutture. Diciamo, le sole big tech americane in 12 mesi investono in infrastrutture l'equivalente di 3 o 4 leggi di bilancio italiane. Cioè allora, 3 o 4 anni di finanziarie italiane. Diciamo. Esattamente, solo in infrastruttura, solo le big tech americane, senza contare appunto le cinesi e tutto il resto. Quindi è chiaro che è un campo di battaglia quello in cui gli stati hanno sempre meno potere, sempre meno capacità di intervenire veramente. Quello che possono fare è imporre appunto delle norme dall'alto. Ecco perché secondo me la cosa interessante che si vede in questo momento in tutto il campo dell'intelligenza artificiale è che in realtà si nota un arretramento dell'interventismo statale. Ecco, questo è il punto. Quindi diventa difficile guidare da parte della politica, no? Cioè dare l'impulso, guidare dall'alto questo fenomeno. Esatto. Avere un'impronta dirigista diventa difficilissimo farla, no? Diventa difficile perché poi tu non puoi, cioè perché poi queste aziende dicono benissimo, allora tu va bene, tu mi dai queste regole, ma come mi aiuti? Io posso darti poco, ti dice uno Stato o un governo. È chiaro che non puoi competere con Google, con Microsoft o con Meta. Cioè, come fanno gli Stati Uniti, per esempio, cosa possono fare? È una norma che ha appena messo Biden, tra l'altro, in questi giorni. Possono dirti tu in questo mercato non puoi vendere. Per esempio, adesso è stata fatta una legge da Biden. Puoi agire sul versante della sicurezza nazionale, diciamo. Esatto, così. Dire tu i microchip non li puoi vendere ai cinesi, perché altrimenti i cinesi sviluppano tecnologie più forti, più potenti delle nostre, anche perché hanno magari meno norme stringenti su tante altre cose, ma lo fanno con la nostra tecnologia. Ecco, allora uno Stato può intervenire in questo senso. È quello che ha appena fatto Biden negli Stati Uniti, tra l'altro, vietando la vendita di alcuni microchip, chiedendo un controllo maggiore sulla vendita di microchip perché non finiscano nelle mani cinesi. Ecco, un'altra cosa che tu chiarisci molto bene nell'articolo, sulla scorta anche di quello che scrive Alessandro Arreso nel suo libro, dal quale parti, lo ricordo il titolo per chi
fosse interessato, Geopolitica dell'intelligenza artificiale, uscito per Feltrinelli, e che uno dice sì, certo, gli stati non possono, diciamo così, esercitare fino in fondo le loro pulsioni dirigiste su questo settore dell'intelligenza artificiale, però c'è sempre il discorso della ricerca, dell'investimento in ricerca. E beh, tu chiarisci in questo articolo che anche questo non è più vero, perché anche dal punto di vista della ricerca, per esempio le università pubbliche o private che siano, hanno sempre meno peso rispetto ai colossi che comunque fanno ricerca e investono in ricerca da soli, Google, Microsoft e Meta, no? Esatto, sì, sono sempre più questi grandi gruppi privati, vogliamo chiamarli tecnoligarchi, secondo me è un termine abbastanza azzeccato, a decidere dove deve andare questo mercato. Tant'è che sono anche loro, questo è un paradosso secondo me curioso, a lanciare l'allarme sull'intelligenza artificiale. Adesso ultimamente un po' meno, ma nei mesi successivi al lancio della famosa ChatGPT, che è quella che ha portato nelle mani di tutti l'intelligenza artificiale, lo stesso Elon Musk, ma lo stesso fondatore di ChatGPT, di OpenAI, così come tanti altri teorici dell'intelligenza artificiale, hanno detto attenzione perché questo è uno strumento pericoloso, nelle mani sbagliate potrebbe creare molti problemi. Ecco, intervistato da me, Aresu mi diceva l'impressione è che questi allarmi che vengono lanciati siano lanciati soprattutto per mantenere il controllo sullo sviluppo per un fine molto artificiale. pratico, per rimanere padroni del campo, diciamo. Esattamente, cioè io l'ho sviluppata, io ti dico che è pericolosa, se tu non vuoi correre pericoli devi chiedere a me. Deve comunque passare da me, diciamo. Esattamente. Ecco, nell'articolo e nel libro di Aresu viene raccontata anche la storia appunto di OpenAI, no? Che nasce una decina di anni fa. E che per crescere, tu scrivi, ha spinto in maniera appunto anche ambigua, un po' così per accaparrarsi il favore pubblico sui concetti di no profit e di impresa che va a beneficio di tutti, dell'umanità, no? Per trovare anche ricercatori che potessero lavorare per OpenAI, non dico gratis, ma insomma senza avere come unico fine il profitto e l'arricchimento. Sto facendo qualcosa di grande per il genere umano, per il progresso in generale, no? C'è ancora questo aspetto secondo te, Piero? Sì, secondo me si sta un po' perdendo, però rimane, anche perché effettivamente noi di quello che l'intelligenza artificiale è capace e sarà capace di fare ancora non vediamo che è una piccola parte. Per cui l'idea di provare a spingere anche sullo slancio ideale di ricercatori, ingegneri, esperti in questo campo, per dire proviamo a capire insieme dove si va e proviamo a evitare i rischi anche etici che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale può portare, sicuramente questo aspetto c'è. Quello che sta emergendo, io credo, in modo sempre più evidente, anche con, questo è un altro campo, alcune giravolte di questi tecnoligarchi di cui parlavamo prima, successive all'elezione di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti d'America, è l'aspetto economico e finanziario. Cioè alla fine questi si muovono per arricchirsi e per fare soldi. Anche lo stesso Elon Musk sicuramente ha questo grande ideale di portarci a vivere su Marte, di fare le auto elettriche per farci vivere meglio, eccetera. Ma insomma, in fondo ciò che muove tutto questo è il mercato. E però in qualche modo ha bisogno del politico, in questo caso Trump. Esattamente, Musk è proprio l'esempio perfetto di tutto questo, perché è un eccesso, se vogliamo. Musk è uno che di fatto non ha mai fatto soldi solamente privatamente, ma ha sempre vissuto di finanziamento pubblico. La Tesla con le auto elettriche della Tesla hanno comunque avuto bisogno di finanziamenti pubblici. SpaceX che sta facendo delle cose meravigliose e grandiose che la NASA probabilmente non sarebbe mai riuscita a fare in così poco tempo, ha comunque bisogno che il governo degli Stati Uniti, che l'amministrazione Trump lo sostenga e che insomma si faccia un patto. Ecco perché il ruolo di Musk è, se vogliamo, sicuramente affascinante da una parte ma controverso dall'altra, anche perché lui adesso avrà un ruolo.
nel nuovo governo certo. degli Stati Uniti. Ecco, dicevi prima, Piero, che il ruolo pubblico si gioca anche sul versante della sicurezza nazionale. Però, tornando alla nostra cara vecchia Europa, se tu non hai imprese valide, significative in un mercato come quello dell'intelligenza artificiale, non puoi neanche porre il problema della sicurezza nazionale, perché non hai niente da vietare a nessuno, non essendoci imprese. E questo gap, questo ritardo, secondo te è colmabile o no? Perché polemica spicciola, anche in Italia, no? Giorgia Meloni è molto amica di Elon Musk, si parla di satelliti per colmare, diciamo così, le nostre lacune infrastrutturali sotto il profilo delle comunicazioni, internet, eccetera. Un po' come ha fatto in Ucraina Musk, no? Che ha fornito le infrastrutture. Allora, no, scandalo perché noi dobbiamo essere autonomi, dobbiamo avere i campioni nazionali o europei. Non siamo più in tempo per fare una cosa di questo tipo. Non siamo in tempo e non ce li abbiamo, questo è Mm, sicuro. Mi ha colpito molto in un passaggio del discorso che ha fatto Mark Zuckerberg quando qualche giorno fa ha annunciato la mm. fine del fact-checking su Facebook e Instagram, dicendo torniamo alle nostre radici e torniamo alla libertà d'espressione. Lui diceva in Europa non si può innovare. Ed è vero questo, ed è vero, ma proprio per questa debolezza congenita dell'Europa, che ormai da un certo punto di vista è un continente alla fine, da molti punti di vista, è malato da un punto di vista demografico, economico, militare, sicuramente politico. Gli Stati Uniti questo lo sanno, così come lo sa la Cina. Il ruolo di un Elon Musk da questo punto di vista è, se vogliamo, simile a quello che la Compagnia delle Indie era per l'impero britannico una volta, cioè dov'è che l'Europa è debole? Per esempio sulle infrastrutture. Ecco che arrivano gli Stati Uniti, ma l'hanno sempre fatto, magari in modo meno evidente, ma l'hanno sempre fatto. Abbiamo Microsoft ovunque, in qualunque sistema operativo utilizzato è Microsoft dappertutto, arrivano e dicono noi vi vendiamo la migliore tecnologia che esiste, che è quella di Starlink per i satelliti. È difficile dire di no adesso, proprio perché da questo punto di vista l'Europa è molto in ritardo. Ecco perché secondo me da una parte non si può rifiutare questo mondo che arriva, non si può fingere che i grandi attori non siamo noi europei, ma siano gli Stati Uniti e la Cina. Tra Stati Uniti e Cina io non ho il minimo dubbio su chi scegliere. L'Europa deve provare a tornare a contare e come dire, ad essere garante, a lavorare insieme a chi propone queste soluzioni per le infrastrutture. Costruircele noi adesso, sì, sicuramente bisogna provare a cominciare a farlo, ma siamo già troppo in ritardo. Ecco, prima di salutarci, un altro tema che affronteremo, l'hai introdotto tu prima, magari in un'altra conversazione, è quello del cambiamento che è stato sintetizzato anche dalle parole di Zuckerberg circa la fine del fact-checking. No? Si respira aria nuova, non solo perché è comparso Musk a fianco di Trump, ma anche perché hanno cambiato, diciamo così, impostazione di fondo anche i big dei social, no? Ma di questo ne parliamo a parte. Volevo solo notare, a margine di tutto questo ragionamento, ma è un altro aspetto del tuo articolo interessante, a proposito della figura di Elon Musk, di cui si occupa anche Areso nel suo libro, che insomma è vero che Stati Uniti e Cina sono in conflitto, ma Musk non è tanto nemico della Cina, tutt'altro. No, esatto, infatti. Infatti sarà interessante capire il suo ruolo nel governo, nell'amministrazione Trump, quale sarà, perché lui con la Cina fa molti affari, per cui quello che tanti osservatori si chiedono è Trump che è abbastanza, ha tutta una parte di suoi, del suo gruppo che sono molto anticinesi, come se la giocherà con Musk che invece con la Cina vuole continuare ad avere buoni rapporti, fondamentalmente per questioni di affari. Ecco che lì sarà interessante capire il ruolo di Elon Musk, che secondo me potrebbe portare delle buone conseguenze.
Ecco Piero, tu dicevi prima l'intelligenza artificiale e il settore dell'intelligenza artificiale non è popolato di pionieri filantropi che studiano solo per migliorare il benessere dell'umanità. Dicevamo è un settore molto concreto, no? Con una filiera di imprese molto concrete, geograficamente e geopoliticamente localizzate, e questo deve indurci a fare dei calcoli molto terra a terra, in termini di peso geopolitico, in termini di impresa in senso proprio molto materiale. Quindi gli ideali sono una cosa e la prassi e gli interessi sono un'altra. Vale anche per Zuckerberg, chiudo qui, poi introdurremo questo magari discorso un'altra volta, però vale anche per Zuckerberg e Bezos, che hanno scaricato brutalmente tutti quei programmi di correttismo politico che andavano riassunti sotto l'acronimo DEI, no? Diversità, equità e inclusione nelle loro aziende e tutti hanno detto è l'effetto Trump. In realtà tu hai scritto un altro articolo molto interessante su questo punto dicendo non è l'effetto Trump, perché sono anni diciamo che si sta mollando e si sta sperimentando che non funziona questo approccio di correttismo politico, no? Sì, io penso che così come il correttismo politico esasperato degli anni scorsi avesse un interesse politico sicuramente, ma anche economico. Il mondo stava andando di lì e allora ci si adegua per poter continuare a fare affari anche con la politica e non solo. Adesso si è capito che il mondo sta andando da un'altra parte, tant'è che ha votato Trump. Allora io dico che Trump non è Trump l'effetto di, ma Trump è anche una delle conseguenze di questo cambiamento. Loro, quindi i Bezos e È i il punto Zuckerberg, finale di un percorso, insomma. esattamente, hanno capito che adesso il mondo va di là e hanno cambiato idea. Non penso che fossero sinceri né prima né adesso, hanno i loro interessi. La cosa interessante da capire è se per la libertà di espressione e la libertà tout court di chi si muove e agisce su quelle piattaforme sia meglio come era prima o meglio come adesso. Secondo me è meglio come adesso, con tutti i rischi ovviamente del caso. Allora, magari riprendiamo poi con più calma questo discorso. Io intanto ringrazio Piero Vietti, siamo partiti dal suo articolo che potete ancora leggere anche dal sito del mensile Tempi, i tempi di dicembre. Non è ancora arrivata l'epoca dei Terminator, a proposito di intelligenza artificiale e a proposito del libro di Alessandro Aresu, Geopolitica dell'intelligenza artificiale, edito da Feltrinelli. Piero, ti ringrazio per questa conversazione e Grazie ti a te. auguro un buon lavoro. Grazie. Grazie. Avete ascoltato